Ines, mi dica pregi e difetti di suo marito Duilio. Che sono curioso anche a me, Ce ne sono racquanti. Allora, pregi e difetti Sì. di Duilio. Beh, intanto Duilio è una persona cancara, Sì. è abbastanza insulsa, un lavativo, la definizione lavativo, fastidioso spesso e anche noioso, cioè ti conta di che robe che non hanno testa né cuore ti annoi solo starci in parte, casa non dà mai una mano, è ritardatario, non fa mai quello che dice, così un mestiere da sistemare in casa io non lo fa e piuttosto di dare una mano lui si sconde in casa dappertutto oppure va via, d'accordo? E insulso goito, Sì, lavativo sì, goidito. sì, E ora mi pare di averti detto tutto, ecco. I difetti lasciamo perdere, guarda. Scusa, ma è una classe di presentazione che hai fatto, ma uno cosa può pensare se gli conti queste robe qua di me? Ho detto quello che è, Duilio. Sì, però ora dopo pare che robe sia solo un problema mio. Scusa. Allora, dottore, essere sincera, ho capito che non è solo un problema di Duilio. Ecco, non è neanche colpa sua. Ammettiamo le responsabilità. È un problema di evoluzione della specie. In che senso, scusa? Io so che l'uomo discende da scimmia. Sì. Duilio è ancora insieme a un macaco. Vedi? Buonasera a tutti gli amanti del cinema con la nostra rubrica Momento Critico, sempre in compagnia del critico cinematografico Vianeo da Mestre. Buonasera. Ciao Cocco, ciao amore, ciao a tutti. Oggi vogliamo dedicare la puntata alle famiglie, consigliando un film, un grande film della DreamWorks adatto a tutti i bambini, Shrek. In pochi secondi, trama. Allora, un orco, un asino, un ometto del biscotto, Sì. e Abel Indormensada e un sacco di personaggi delle fiabe fanno sì che una principessa di nome Fiona sposi l'orco e poi diventi orca. Orca, Sì, critica? sì. Ma il film ha avuto un grandissimo successo per cui sono usciti 3 sequel già nelle sale. Certo. Ma ci sono altri 2 film in produzione. Non sapevo, Sì, altri sì. 2 Shrek. Nel primo Fiona, l'orca, praticamente ha istinti omicidi nei confronti del marito e qui si parla di orca assassina. Shrek, l'orca assassina. Nell'ultimo invece Fiona decide di tradire il marito e qui si tratta di orca. Vianeo, per piacere, Vianeo. Alla prossima puntata. Vianeo. E ciò Capivi però.